Rieccoci, primo Sitter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, siamo in diretta anche nella trasmissione, avete già visto, sono le 23 e un minuto primo, ospite il sindaco di Padova che ogni 2 su 3, diciamo così, viene a trovarci anche in diretta per rispondere alle domande dei cittadini padovani. Abbiamo già un'altra telefonata, ringrazio tutti coloro che ci hanno chiamato, ma soprattutto quelli che hanno mandato i messaggi. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera Gabriele, buonasera. Che zona di Padova, Gabriele? Zona Arcella Est, la prossima che partirà con la raccolta porta a porta. Prego, signor Gabriele. Volevo chiedere al signor sindaco, visto per sua ha detto che questo è un periodo critico, caricare le famiglie con ulteriori spese, creare un'isola dove sistemare i bidoni costa 7-8 mila euro, cancello esterno, cancello interno, lastricamento, recinzione, pulizia dei bidoni. Gabriele, mi scusi, se rimane sempre vicino al telefono sentiamo bene, perché dei momenti la voce va via e perdiamo il filo del discorso, prego. Pronto? Mi sente adesso? Bene, no, sentiamo bene. Mi sente adesso? Benissimo. Bene, volevo chiedere perché carica di spese le famiglie con la creazione dell'isola, ripeto, 7-8 mila euro vanno via come ridere, per lastricare, recintare, cancelli, pulizia di bidoni. Dentro il cortile di casa mia non posso neanche lavare l'auto, non posso neanche lavare i bidoni, devo andare conto terzi. Con quale lucidità lei mi mette le mani in tasca? Prego. Allora, grazie Gabriele, risposta del sindaco. Anzi, volevo dire che la Tari non cala. La Tari non cala. Vabbè, adesso le risponde subito il sindaco. Grazie Gabriele, prego. Ho detto prima che è un problema questo. Noi cerchiamo di fare differenziata per rispetto all'ambiente. Chiaramente, finché facciamo la differenziata porta a porta, intendo, per quanto riguarda i singola villetta o piccoli condomini, funziona bene. Quando abbiamo dei problemi, quando facciamo condomini, è vero. Stiamo cercando di risolvere in maniera puntuale ogni problema di questo genere con l'assessore Chiara Gallani, con i dirigenti. Ha ragione, non può essere invaso l'abitazione, non può essere invaso il consiglio, dobbiamo trovare delle soluzioni. Una soluzione è raddoppiare i passaggi. Un'altra soluzione è vedere dove non c'è lo spazio, in maniera puntuale, cercare di risolvere il problema. Però ricordo che abbiamo fatto un'indagine, 2 indagini, per quanto riguarda il gradimento del porta a porta, che dà qualcosa come il 67-70% di gradimento, perché l'ambiente è sempre più importante. Per cui io capisco i problemi che hanno, cerchiamo di risolvere in maniera puntuale assieme a Cegas, a PS, e mi auguro di risolvere. Io capisco anche che sta diventando un problema politico, perché qualcuno sta aizzando, non aizzando, non è il termine corretto, sollevando un polverone che spesso volentieri non c'è. Però dopo mi faccio dare anche questo numero di telefono di questo signore, voglio parlarci assieme, vado a trovarlo, non solo voglio vedere con i miei occhi, perché è vero che spesso volentieri quando vado alla cella mi tirano per la giacca e mi fanno vedere cose che anch'io sarei arrabbiato se mi vado in cortile mio. Tutti i bidoni non va bene, non va bene. Vabbè, va a vedere, domani verifica, certo. Perché poi ha detto che la Tari non si è abbassata. No, non si abbassa mai, purtroppo costa sempre di più questo qua. Vabbè, in ogni modo, signor Gabriele, ha sentito il sindaco, appena avrà tempo, in tempi brevi, verrà a trovarla. Vengo a visitarla, voglio capire, vedere, perché se io vedo, capisco, riesco anche con l'assessore dirigente a cercare di risolvere il problema. Ammetto che dove sono grossi condomini è un problema. Perfetto, però lo chiarirà con Gabriele. Cerchiamo di risolvere, però noi stiamo pensando all'ambiente. Abbiamo aumentato 2 punti la differenziata rispetto a 2 anni fa, per cui non è male. Certo. Messaggi, Denis, ci siamo con i messaggi? Se non hai altre andare a leggere allora 4 messaggi. Vedo che hai altre telefonate, se hai altre telefonate ovviamente le passiamo, vai pure Denis.
Buonasera Sindaco, volevo sapere se viene fatta la strada che da via Roma di Albignasego passa attraverso via Bosco Papadopoli, che è l'ultima via di Padova e va ad unirsi alla rotonda sulla tangenziale uscita 10. Visto che abito lì vicino, la strada mi passerebbe di fianco a casa. Tengo a precisare che è una delle ultime aree verdi di Padova vicino alla Guizza. Non lo so. È complicata, bisognerebbe andare a verificare. Non so rispondere. Si verificherà ovviamente anche questa con la Jessica. Dennis, diamo questo messaggio e ovviamente darà una risposta domani e ovviamente darà una risposta appena Penso che stia può. C'è una tangenziale all'uscita 10, dice, che si unirà con via Roma di Albignasego. Adesso non ho presente la zona e lui dice che quella zona è l'ultima parte di Padova, la strada che va vicino, l'ultima area verde di Padova, e passerebbe questa strada, l'ultima area verde. Garantisco che abbiamo molti, sì, è l'ultima area verde di Padova vicino alla Guizza, dice. Penso che ne abbiamo delle altre, però non so rispondere. Ha detto quello che dice il telespettatore, perché io non la conosco. Non lo so. Vabbè, ogni modo si impegnerà, ovviamente Jessica ha già preso il tutto, prego Dennis. Buonasera Sindaco, in zona Lungargine e Terra Negra, vicino alle chiuse, si creano spesso assembramenti di persone, nonché ogni giorno sostano macchine posteggiate in zona rimozione con pericolo di incidenti in quanto la strada è a doppio senso. Buona serata. Questo problema me l'ho già sottoposto, abbiamo mandato più volte alla polizia locale. Io chiedo collaborazione ai cittadini, non fare queste cose, perché io capisco perché dopo se mettiamo multe siamo un comune che fa cassa, se non facciamo niente io chiedo ai cittadini ci siano possono corretti. mettere dei deterrenti, mettere dei paletti che non possono mettere le macchine. Adesso non so com'è, però dico ci sono anche le possibilità di studiare delle altre cose. Andiamo con il prossimo messaggio. Salve Sindaco, secondo me dovrebbe mettere un freno ai supermercati, in via Sarpi addirittura uno di fronte all'altro e adesso, se è vero quello che ho sentito, un altro a Brusegana, in via Plebiscito ne hanno aperto uno non da tanto. Allora, e prima o dopo chiuderanno tutti. Ascoltate un attimo. Se mettiamo il primo piano, Sindaco, grazie Marco. Ascoltate una cosa, non posso fare nulla quando uno apre un punto vendita sotto i 1500 metri quadrati, sono liberi. Non l'ho fatta io se la normativa qua è europea, italiana, non posso fare nulla. Per cui sono d'accordo che sono troppi supermercati, sono d'accordo. Tenete presente che è sempre colpa mia perché fino a 25-26 anni fa facevo questo mestiere. Però non sto incentivando i supermercati, anzi, per essere chiari, ho bloccato un centro commerciale, anche se era un'azienda in cui avevo rapporti 25-26 anni fa importanti. Nel senso che ero socio. Però la preoccupazione mia qual è? Che tra 5, 10 anni, 15 anni, non lo so, tutti questi supermercati sono troppi. Loro stessi lo mettono, sono troppi, di conseguenza qualcuno chiuderà. Se chiudono diventa un'area di degrado importante. Abbiamo un esempio a Ponte Valdese, che è un ex supermercato chiuso, diventa un'area di degrado. Per quello sto combattendo con l'assessore, con la giunta comunale, con tutti, per cercare di limitare i danni, cioè evitare ulteriori supermercati. Però non posso evitarlo. Se ha diritto, posso fare causa, posso fermarli, fanno causa, alla fine l'amministratore comunale paga e i soldi sono dei vostri, non sono miei, di conseguenza sto attento a queste cose qua. Per cui, veramente, credetemi, sto facendo il massimo assieme a tutti quanti, per evitare questo. Uno davanti all'altro, è vero. Però mi scusi, faccio l'avvocato al diavolo, le chiedo una cosa. Mi è venuta in mente questa domanda nel ragionamento che lei ha già fatto, che poi ricordiamo certi, come vicino praticamente al Ponte Darwin, erano già stati ovviamente appaltati molti anni fa nelle precedenti amministrazioni. La domanda che le pongo, aprono questi supermercati da 1500 metri, però danno anche posto di lavoro ai cittadini, a chi non ha lavoro, e quindi è come il cane che si morde la coda. Tu apri dei magazzini, dei supermercati da 1500 metri, come una volta c'era il negozio di alimentari piccolo, però dà lavoro a delle persone. E la domanda le faccio questa perché dico, anche una volta Tramonti aveva detto aprite capannoni che costano, non pagate le tasse. Hanno costruito centinaia di capannoni, oggi sono anche quelli in degrado perché ovviamente sono stati questo è il problema. Però danno modo che da lavorare, quindi qual è la soluzione giusta? Perché è vero quello che dite. Ci vuole l'equilibrio. No, primo,
devo difendere a tutti i costi il centro storico, in maniera importante. Se chiudiamo il centro storico come attività, vuol dire meno sicurezza, vuol dire meno piacevolità, vuol dire creare un problema enorme sotto l'aspetto economico, primo. Secondo, io ho paura che succeda qualcosa come è successo ai capannoni, lasciati liberi, per cui ci vuole equilibrio. Abbiamo supermercati a sufficienza. Bene, messaggio Dennis. Però veramente facciamo fatica, se uno chiede e può farlo, non possiamo fare niente. Sotto i 1500 metri. Per quanto riguarda il passato, non è che siano stati concessi, è che nel contesto che c'era sono stati fatti l'operazione, ma un'operazione che vuol dire Ponte d'Arvi, vuol dire tante operazioni. È difficile giudicare il passato, nemmeno mi azzardo. Ho detto quelli che lei non può togliere. Nemmeno mi azzardo, perché ognuno quando ha fatto delle cose ha ragionato, per cui vuol dire che c'era una... No. Le stavo dando dopo le licenze vanno avanti 10 anni, 15 anni, 20 anni, sono cose che vanno... Stavo presente che nella zona del Ponte d'Arvi dove dovrebbe crescere il nuovo ospedale, dalla parte del ponte dovrebbero essere costruiti 2 centri commerciali che sono stati concessi molti anni fa, non dalla sua amministrazione, e lei per toglierli deve pagare, se dice di no dovrà pagare una penale. Questo stavo dando che è difficile togliere, o sbaglio? No, ho detto un'altra cosa, ho detto che c'è un'area cosiddetta PT1 dove doveva sorgere un centro commerciale che io l'ho fermata obiettivamente, un'azienda che ha 11.000 metri quadrati più o meno già concessa di superficie vendita. Ha potuto bloccarla quindi? No, non ho detto questo. Ho detto, no, le chiedo una domanda. No, non posso bloccare. 11.000 metri uno può aprire perché ha diritto. Hanno chiesto dell'Europa dell'area, ho detto di no. Quello che è stato concesso, siamo in uno Stato di diritto, per cui chi ha diritto non posso. Bisogna contentarlo. Ma nel contempo non voglio centri commerciali, sono più che sufficienti quelli che abbiamo sui mercati, sono più che sufficienti. Io so che i cittadini, quando aprono vicino a casa loro, dà fastidio. Però nel contempo, quando non aprono vicino a casa loro, approfittano. Certo. Messaggi ce ne abbiamo ancora, Dennis, perché nel rispondere ovviamente mi sfugge il numero di messaggi. Vai Dennis. Quando finirete tutto l'arco di Giano, il progetto originario è ben più ampio del poco inaugurato fino ad ora. È vero. Sto collaborando con la Regione in questo senso. Arco di Giano vuol dire viabilità dell'ospedale, molto importante. Per quanto riguarda l'azienda ospedaliera, la Regione, intendo, come ho detto prima, è un passo. Sarà a breve questa cosa qua, mi auguro, anzi sono sicuro, per il Presidente Zaia sta lavorando in questo senso. La viabilità dell'ospedale deve essere ancora definita. L'Arco di Giano fa parte della viabilità dell'ospedale. Vi ricordo che anche nell'ipotesi del SIR3, un'ipotesi abbastanza concreta, passerà il tram di quella zona. Stiamo lavorando con la CAV, con la Regione, con il Vicepresidente Alberti, per realizzare queste importanti infrastrutture sotto l'aspetto stradale, perché oltre ad andare il tram bisogna far sì che sia raggiungibile in maniera tranquilla l'ospedale. L'ospedale 900 posti letto sarà una zona molto importante, in più c'è un'area, si chiama San Lazzaro, in cui è stato già concesso edificazione importante vicino all'ospedale, anche in termini di metri cubi, se non vado errato, sono 180.000 metri cubi, e per cui cambierà molto la zona. Per cui la viabilità è al centro della nostra attenzione, ne ho parlato ieri con i tecnici, stiamo cercando in termini di collaborazione con la Regione di trovare il sistema più logico per far sì che venga fatta una viabilità molto importante per raggiungere l'ospedale, per evitare code, per evitare tutti questi problemi. Mi fa molto piacere che, lo dico con un po' forse eccessivo ottimismo, il SIL2 passerà di là, per cui l'ospedale sarà servito dal nuovo tram. Adesso non ho certezza matematica, però devo dire che il piano SMART vuol dire linea 1, SIR 1, SIR 2, SIR 3. I tecnici del Ministero hanno detto un piano eccezionale, un bellissimo piano. Pensate, raggiunge Vigonza, Rubano, Padova, l'ospedale, la questura, via Giustiniani, Padova Est, porterà 20 milioni di persone all'anno. Non le chiedo tra quanto. No, io le rispondo, il finanziamento dell'Europa è obbligatorio a realizzare tutto entro il 2026. 2026 per queste cose vuol dire domani, 2026. Sì. Aspetti, io conto che il premio Draghi semplifichi le procedure,
se no veramente siamo in difficoltà, però non ce la faremo in qualsiasi caso. Un'altra volta, costi quel che costi, ce la faremo, però mi auguro che cambiano le normative, se no siamo veramente in però ce la facciamo lo stesso. Chiudiamo qui perché ovviamente abbiamo saltato per colpa sua nella prima parte, ha fatto la riga, dovevo farle molte domande, molti messaggi, è stata semplicemente colpa sua perché avevo chiedere in 100 molte cose, ovviamente gli assembramenti, perché visto domenica riaperto via Roma c'era molta gente che entrava in città a visitare la città e quindi tutto bello, però non abbiamo il tempo, abbiamo il turismo, tante cose a parlare, lo faremo la prossima volta. Bene, se hai ancora messaggi, telefonate, però dobbiamo chiudere, Dennis. No, direi allora che a questo punto possiamo chiudere. Ovviamente stanno arrivando per carità le richieste dei cittadini, ma anche insomma per non magari accontentare qualcuno a scapito di qualcun altro. Insomma, ci scusiamo ovviamente, però insomma direi che possiamo chiudere. Anch'io. Va bene, lo faremo la prossima volta sicuramente. Va bene, io ringrazio il sindaco, grazie, è sempre un piacere averlo ospite. A me fa piacere parlare con i cittadini. E soprattutto con i cittadini. E mi manca molto il colloquio con i cittadini. Vabbè, adesso con tutti questi vaccini, prima o dopo, insomma, anzi più prima che dopo siamo arrivati. Sono convinto anch'io. Cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Vaccinati, è troppo importante. La salute è la cosa base per ripartire. Grazie sindaco di essere stato con noi, grazie ovviamente anche agli assistenti e alla Jessica, grazie Dennis. Grazie, una buona serata anche da parte mia. Ecco, saluto anche Marco e Luigi in regia, do appuntamento domani 12:15 con l'informazione di TV7 Trivella, collegamenti con la protezione civile e sul punto vaccinale nella regione e tant'altro, dunque seguiteci, buonanotte. Grazie, buonanotte.